Buongiorno, i titoli. Sicilia ancora sotto la morsa del caldo degli incendi, temperature roventi con Palermo da bollino rosso, fiamme a Valle d'Olmo dove sono state evacuate anche alcune aziende zootecniche. A Catania, roghi a Vaccarizzo, Ragalna e Alfaro Biscari. Mafia, 9 anni in appello alla compagna del boss Matteo Messina Denaro, per l'insegnante lieve sconto di pena ma confermata l'accusa di associazione mafiosa. Scandalo CEFPAS, arresti domiciliari per il deputato regionale Gallo Afflitto, coinvolto nell'inchiesta su appalti pilotati, assunzioni e consulenze irregolari. Una villa trasformata in serra della droga a Nicolosi nel Catanese, sequestrati 100 kg tra hashish e marijuana, 3 arresti. Acqua a Siracusa, ancora di servizi a Ortigia, un esposto dei residenti, situazione critica anche a Pozzallo, mentre a Gela l'intervento delle autobotti per salvare gli animali d'allevamento. A Catania, Dietrofront sulle strisce blu, ripristinato il vecchio orario, niente multe dalle 20 alle 21 dal 1 settembre, saranno anche adeguati i software dei parchimetri. Calcio, il Catania ufficializza l'ingaggio del portiere Cristian De Falco, ceduto Frisen alla Cittadella. Buongiorno, benvenute e benvenuti, e dunque in primo piano ancora il caldo di queste ore che sfocia con la solita emergenza incendi, ettari e ettari di macchia mediterranea in fumo. Ieri una giornata infernale soprattutto nel Catanese, dove sono state evacuate centinaia di persone. A Vaccarizzo, fiamme anche nell'oasi del Simeto. Sentiamo Tonino De Mana. Ettari ed ettari di macchia mediterranea in fumo, con centinaia di interventi in tutta la Sicilia che stanno tenendo impegnati vigili del fuoco, personale della forestale e numerose squadre di volontari della protezione civile. I roghi, alimentati dal caldo, hanno interessato diverse province dell'isola, concentrandosi con particolare intensità nella provincia di Catania, ma senza risparmiare le zone di Palermo, Ragusa, Agrigento e Trapani. Giornata infernale quella di ieri a Vaccarizzo per un vasto incendio che ha bloccato l'unica via d'accesso al villaggio Primosole. 100 le famiglie che per timore di restare bloccate sono uscite di casa in via precauzionale. Le fiamme non hanno risparmiato l'oasi naturalistica del Simeto, come vedete in queste immagini dall'alto. Terrore anche a Ragalna, con diversi incendi che hanno lambito le abitazioni, incenerendo case rurali, terreni prevalentemente uliveti. A Mascalucia i soccorritori sono dovuti intervenire in più punti del paese. Le fiamme hanno interessato prima la zona del cimitero e del mercatino settimanale e successivamente le vie Tirreno, Trapani e Polveriera. Altri interventi significativi sono stati effettuati nel Calatino, e il caldo in intensificazione non lascia dormire sonni tranquilli per un fine settimana che si preannuncia rovente e difficile. Lo sentivate nel servizio, fiamme e caldo anche a Palermo, dove oggi sarà un'altra giornata da bollino rosso, tanti danni alle aziende agricole della zona dei campi e con campi di frumento andati in fumo. Sentiamo Marco Gullà. Palermo è parte della provincia nella morsa del caldo e degli incendi. Un rogo è divampato nelle zone di Valle d'Olmo, in azione Canadair, vigili del fuoco, forestale, la protezione civile, gli elicotteri. Tanti i danni alle aziende agricole della zona, con campi di frumento andati in fumo per svariate migliaia di euro. Sono state evacuate anche alcune aziende zootecniche per salvare gli animali. Sempre in provincia di Palermo ha ripreso l'incendio a Montagnalonga, nel territorio tra Cinisi e Carini. Il rogo ha ripreso forza anche per le temperature molto elevate. Infatti nel capoluogo da bollino rosso si sono sfiorati anche i 40 gradi. In città si fronteggia il caldo come si può. Bisogna bere, ripararsi nei negozi, andare a fare un po' di shopping dentro i negozi. Così si può fronteggiare. A lot of water, granite e shadow, basically. Probabilmente andando in spiaggia, facendo un bagno bello fresco, penso che si risolva. Abbiamo appena mangiato una coppa di anguria. Potremmo anche andare in spiaggia, sì. L'AFA continuerà ad avvolgere la città di Palermo anche venerdì, altra giornata da bollino rosso. Un leggero abbassamento delle temperature si registrerà invece da domenica. La pagina giudiziaria, sconto di pena in appello per Laura Bonafede, la donna che aveva una relazione con il boss Matteo Messina Denaro. 9 anni contro gli 11 richiesti in primo grado. Rimane comunque per lei l'associazione mafiosa. Laura Spanò.
La Corte d'Appello di Palermo ha ridotto a 9 anni la pena nei confronti di Laura Bonafede. In primo grado era stata condannata a 11 anni e 4 mesi. Per la maestra di Campobello di Mazara, ritenuta una delle amanti del boss Matteo Messina Denaro, rimane confermata l'accusa di associazione mafiosa. Laura Bonafede è figlia del boss deceduto, Leonardo, cugina del geometra Andrea Bonafede, l'uomo che ha prestato l'identità al padrino per curarsi, del dipendente comunale omonimo del geometra che ha provveduto a fare avere a Messina Denaro le ricette mediche, e di Emanuele Bonafede, uno dei vivandieri del boss stragista, arrestato insieme alla moglie Lorena Lancieri. La maestra è sposata con Salvatore Gentile, ergastolano accusato di 2 omicidi su ordine proprio di Messina Denaro. La donna era stata legata al latitante da un lungo rapporto che trova origine già nel 96, si leggeva nelle motivazioni della sentenza di primo grado. Solo a partire dal 2007 però Laura Bonafede sarebbe stata coinvolta dal boss di Castelvetrano nella gestione dei propri interessi. A un certo punto avrebbero pure convissuto insieme alla figlia Martina, condannata a 3 anni per favoreggiamento in un altro processo. Ergastolo per i 2 tunisini, zio e nipote, accusati dell'omicidio di un cameriere connazionale ucciso a colpi di pistola a Palermo. L'agguato avvenne il 4 novembre del 2023. Lo zio avrebbe pianificato il delitto, secondo gli inquirenti, e il nipote sarebbe stato l'esecutore materiale. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso i movimenti del killer, quindi permettendo agli inquirenti di ricostruire la dinamica. I finanzieri di Catania hanno confiscato beni per 220.000 euro a Carmelo Musumeci, già condannato per reati fiscali. Sequestrati 2 immobili a Catania e le giacenze sui conti correnti bancari intestati all'indagato. Dalle indagini si è scoperto che erano stati venduti carburanti destinati all'autotrazione senza versamento di IVA e accise. Veniamo all'inchiesta sul CEFPAS che entra in una nuova fase. Il giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta ha disposto gli arresti domiciliari per il deputato regionale Riccardo Gallo Afflitto e misure interdittive nei confronti di altri 7 indagati. Rita Cinardi. Nuovi sviluppi nell'inchiesta Corte dei Miracoli sulla gestione del CEFPAS di Caltanissetta. La svolta arriva a poco più di un mese dall'esplosione dell'inchiesta e il GIP ha disposto gli arresti domiciliari per il deputato regionale Riccardo Gallo Afflitto e misure interdittive nei confronti di altri 7 indagati. Le ordinanze sono state eseguite questa mattina dalla Polizia di Stato. Secondo l'accusa, Gallo Afflitto avrebbe sfruttato il proprio ruolo politico per condizionare la gestione del CEFPAS, sostenendo la permanenza del palermitano Roberto Sanfilippo alla guida dell'ente. Insieme avrebbero gestito un comitato d'affari per pilotare appalti, consulenze e assunzioni a vantaggio di parenti, amici e persone vicine agli esponenti politici. L'indagine avrebbe svelato anche una presunta irregolarità nella procedura di gara per la realizzazione di una biblioteca virtuale. Secondo la procura, inoltre, i contratti pubblici e gli incarichi talvolta sarebbero stati subordinati alla disponibilità sessuale e di tempo delle candidate. I compensi per le donne che accompagnavano il deputato nei suoi impegni sarebbero stati coperti con denaro pubblico attraverso contratti vittizi. Il giudice ha disposto la sospensione dell'esercizio del pubblico ufficio per l'ex direttore del CEFPAS Roberto Sanfilippo, per l'ex direttore generale dell'ASP di Agrigento Giuseppe Capodieci e per altri funzionari coinvolti nell'indagine. 6 mesi di sospensione sono stati invece disposti per il medico in pensione Salvatore Enrico Giammelluca, mentre all'imprenditore Pietro Tirone è stato vietato per 1 anno di contrattare con la pubblica amministrazione. Una villa di Nicolosi, siamo nel Catanese, trasformata in serra e deposito di droga. Tra gli arresti, secondo gli investigatori, la sostanza destinata alle piazze di spaccio avrebbe fruttato oltre 800.000 euro. Desiree Ferlito. Una villa di Nicolosi trasformata in serra e deposito di sostanze stupefacenti è quanto scoperto dai finanzieri del Comando Provinciale di Catania, che nell'ambito dei servizi di contrasto ai traffici illeciti hanno arrestato in flagranza 3 persone. All'interno dell'immobile i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno sorpreso 2 uomini italiani e una donna di origine russa priva di regolare permesso di soggiorno, mentre erano intenti a gestire la coltivazione della marijuana e a confezionare panetti di hashish destinati allo spaccio. La perquisizione ha consentito di sequestrare circa 85 kg di hashish, 15 kg di marijuana, 33 piantine di canapa e una serra indoor completa di impianti e attrezzature per la coltivazione. Il narcotest ha confermato la natura delle sostanze sequestrate.
Secondo le stime degli investigatori, se immessa sul mercato per lo spaccio, la droga avrebbe fruttato oltre 800.000 euro. Su richiesta della Procura di Catania, il Tribunale ha convalidato arresti e sequestro, disponendo la custodia cautelare in carcere per i 3 indagati. Rapinatore seriale in azione nell'Interland di Catania, in pochi giorni aveva messo a segno 4 colpi, preso dai carabinieri. Lorena Dolci. Un coltello in mano, il volto coperto dal casco e poi la fuga con lo scooter, rubato anche quello. Era il modus operandi di un 47enne catanese che in pochi giorni, tra il 15 e il 17 maggio scorsi, ha messo a segno ben 4 rapine tra San Gregorio di Catania, Aci Catene e Aci Sant'Antonio. Prima l'uomo si è fatto consegnare l'incasso di un supermercato a San Gregorio. Il giorno successivo ha preso di mira un distributore di carburante della zona. La mattina del 17 maggio, invece, nel giro di 40 minuti, ha tentato un colpo in un supermercato di Aci Catena, fallito grazie alla reazione dei clienti, per poi ripresentarsi poco dopo in un altro esercizio commerciale di Aci Sant'Antonio. I sistemi di videosorveglianza e le testimonianze hanno permesso di individuare il responsabile, rintracciato alla guida del motociclo che sarebbe stato utilizzato per le rapine, su cui però aveva modificato la carrozzeria, convinto in questo modo di sfuggire alle ricerche. Nel corso di una perquisizione, i carabinieri hanno trovato un coltello a serramanico e capi di abbigliamento simili a quelli indossati durante le rapine seriali. Il Comitato dei residenti di Ortigia a Siracusa ha presentato un esposto per denunciare la grave carenza idrica che dura ormai da giorni. I residenti si dicono stanchi, ma la situazione riguarda anche altre zone della città. Francesco Loi. Io sono costretta a lavare i miei figli e a lavare me stessa con l'acqua imbottigliata. Io sono un'operatrice olistica e non ho i mezzi per lavarmi, né tantomeno fare lavatrici perché si romperebbero, quindi la situazione è catastrofica. Rubinetti a secco o quasi ormai da diversi giorni e chi vive a Ortigia è stanco di un'emergenza che non vede fine. In più di 250 hanno sottoscritto l'esposto presentato dal Comitato dei residenti. Si chiede a Aretusa d'Acque quali sono le cause reali di tutto questo disservizio, quali sono i tempi di ripristino e quali sono i servizi sostitutivi che hanno messo in piedi. Aretusacque è al lavoro per limitare i disagi, fa appello a ridurre i consumi di acqua, almeno per chi ce l'ha, e invita a segnalare i guasti al numero verde. Tutto questo però non soddisfa il comitato, che chiede anche l'intervento del Sindaco Italia. Ci dispiace la prolungata assenza del sindaco, il silenzio del sindaco che non stiamo trovando accanto a noi in questa terribile situazione. Ma l'emergenza acqua non riguarda soltanto Ortigia. Le segnalazioni arrivano anche dalla borgata Santa Lucia, da Fontane Bianche nella zona balneare e da Epipoli nella periferia nord, mentre l'acqua continua a perdersi per strada. Chiediamo soprattutto di adottare delle misure e quindi fare degli investimenti per attenuare o addirittura prevenire i rischi dei cosiddetti colpi di ariete, che sono quelli che hanno danneggiato, queste sono le stesse notizie che fornisce Aretosacque, hanno danneggiato la dorsale, per cui hanno messo in difficoltà tutta la città. A Catania dietro front sulle strisce blu, ripristinato il vecchio orario, niente multe dalle 20 alle 21 dal 1 settembre. Saranno anche adeguati i software dei parchimetri. Sentiamo Eva Spampinato. Che su espresso invito e autorizzazione da parte del sindaco e da parte dell'amministrazione attiva, ci attiveremo sin dal 18 di luglio prossimo 21 a non dare un ordine di servizio ai nostri ausiliari del traffico di non elevare più sanzioni nel periodo che va dalle ore 20 alle ore 21, ovviamente nelle zone interessate dalla delibera. Tutto resta intatto per quanto riguarda la zona delle movide. Catania il futuro di Pfizer è fortemente in bilico. Ieri il Consiglio Comunale ha voluto ascoltare le ragioni dei lavoratori con una riunione a porte chiuse dei capigruppo insieme alle rappresentanze sindacali, mentre oggi è previsto il primo atto della protesta organizzata dai sindacati con un sit-in che si terrà dalle 10 alle 18 davanti allo stabilimento catanese. Per il 22 invece è stato convocato un tavolo al Ministero del Made in Italy alla presenza del ministro Urso.
Ci fermiamo, breve pausa e poi andremo sulla spiaggia di Ragusa, almeno un tratto che è vietato alle sigarette. Stop al fumo su un tratto di spiaggia di Marina di Ragusa, un'ordinanza sindacale per tutelare l'ambiente e la salute di chi sta in mare, sta appunto sul litorale. Veronica Barbarino. Il fumo di tabacco rappresenta una minaccia per la salute pubblica e l'abbandono dei mozziconi costituisce un grave impatto ambientale. Con queste parole in delibera si è dato il via a Marina di Ragusa al divieto di fumo e di abbandono di mozziconi in spiaggia e nello specchio acqueo antistante fino a 100 metri dalla riva. Il tratto di litorale individuato dal divieto è questo. Tra la famosa rotonda sul mare e il lido, l'Arenile diventa ufficialmente una spiaggia senza fumo. Sono d'accordo con questa ordinanza perché non trovo corretto gente che fuma in spiaggia. Io mi metto qui per prendere il sole e riposare, non vorrei respirare un'aria non consona all'ambiente dove mi trovo. È stata un'ordinanza fatta bene, veramente, ci voleva. L'idea è buona, speriamo che continui così e che ci siano i controlli soprattutto. Un atto di civiltà lo traducono in molti, ma l'ordinanza non si limita a vietare il fumo, introduce anche un'area attrezzata per i fumatori, con un posacenere isolata dalle zone di maggior affluenza. Sono previsti controlli e sanzioni per i trasgressori, ma si confida nel buonsenso dei villeggianti, nel rispetto del bene comune. Dopo il successo dei tour nei palazzetti, Modà arrivano in Sicilia. Sentiamo Desiree Ferlito. Conto alla rovescia per uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'estate catanese. E Modà saliranno sul palco della Villa Bellini per il concerto inserito nel cartellone del Catania Summer Fest. La band, guidata da Checco Silvestre, torna così in Sicilia con una scaletta che ripercorre oltre 20 anni di carriera, tra i grandi successi che hanno segnato intere generazioni e i brani più recenti. Eccoci qua a guardare le nuvole su un tappeto di fragole. Ad aprire entrambe le date siciliane, quella di Catania e quella del 24 luglio al Velodromo di Palermo, sarà Bianca Azzei, legata ai Modà da una lunga amicizia e da una collaborazione artistica culminata nel nuovo singolo Ti amo ma non posso dirlo, un brano che racconta l'amore mai confessato tra due amici. Domani sera la Villa Bellini si prepara così ad accogliere migliaia di spettatori per una serata all'insegna delle emozioni e delle canzoni che hanno fatto la storia del pop italiano. Guarda, mi stringi, pure fingi di amarmi. Breve pausa alla pagina dello sport, il calcio, il Catania ufficializza l'ingaggio del portiere Cristian De Falco. Altra cessione in casa Catania, il club rossazzurro ha ceduto a titolo definitivo il centrocampista Frisen alla Cittadelle, mentre Miceli è ormai un giocatore del Novara. Angelo Gagliano. Campo e mercato, il Catania si muove su due fronti in vista dell'inizio del campionato che scatterà domenica 23 agosto, anche se il primo impegno ufficiale della stagione è fissato per l'8 agosto con la sfida al Vicenza, valida per il primo turno di Coppa Italia. Difficilmente per la missione del DS Varrà sarà un Catania al completo, visto che dinamiche di mercato e tempistiche impongono cautela e ragionamenti fino alle ultime ore della campagna di rafforzamento. Catania che lavora in sede agli ordini Mister Longo, che in mattinata al Massimino ha diretto l'unica seduta giornaliera prevista per oggi. Intanto si susseguono arrivi e
partenza. Il trasferimento di Casasola all'Union Brescia lascia un vuoto sulla corsia destra che potrebbe essere colmato dall'arrivo di Gianmarco Todisco proveniente dall'Avellino, ma con esperienza anche a Cerignola, Sorrento, Santa Maria Cilento e Juve Stabia. Il reparto difensivo potrà contare ancora su Allegretto, che ha prolungato sino al 30 giugno 2028, e sull'innesto del Romeno Miai. Per la porta è ufficiale l'arrivo di Cristian De Falco, cresciuto nelle giovanili di Bologna, Imolese e Reggiana, reduce da un'ottima stagione con l'Igea Virtus, dove su 22 presenze ha mantenuto la rete inviolata per ben 12 volte. Tra i nomi sul taccuino di Varrà, Guerra e Groppelli, ma anche Rizzo Pinna, Del Sole e Merola. Sul fronte delle cessioni è ufficiale a titolo definitivo il passaggio di Frisenna al Cittadella, mentre Miceli è ormai un giocatore del Novara. In uscita Dini, Carnielutti e Donnarumma. Prima di chiudere, un'ultima notizia dell'ANSA: vendevano a ospedali dispositivi medici non certificati. C'è un'indagine per truffa della Guardia di Finanza di Palermo, sequestrati oltre 200 dispositivi, sotto inchiesta una società di Caltanissetta. Altri particolari nella prossima edizione del nostro telegiornale alle 14. Io per adesso mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.